10 candeline per il cross di Villa Imperiale. La corsa campestre regionale è ripartita dall'ormai classico appuntamento di Galliera Veneta in una domenica grigia e fredda che ha visto al via complessivamente circa 900 atleti di tutte le categorie. Era la prima prova dei campionati regionali assoluti e promozionali di società, mentre i master hanno iniziato la stagione con la rassegna regionale individuale. È stata una giornata assolutamente da ricordare per i fratelli Paolo e Michela Zanatta, dominatori nelle due prove assolute. Prima è salito in cattedra Paolo, classe 1982, reduce da un autunno poco brillante su strada, ma apparso in ripresa sui prati padovani. Sui 10 km del filante tracciato disegnato dall'Atletica Galliera Veneta, l'ex azzurro di Treviso Atletica ha chiuso in 33 e 37, precedendo ampiamente Luca Solone e Omar Zampis. Sono felicissimo, finalmente arrivano i miei campi, i miei cross che amo tantissimo e si comincia con una vittoria, quindi nel 2020 ci eravamo lasciati con un inizio con una vittoria, quindi continuiamo così anche se con un anno in più. Per assurdo quest'oggi sono contento perché andavo più forte dove c'era il fango che non sull'erba piatta, diciamo, dove si poteva correre, che stranamente è sempre il contrario, quindi è di buon auspicio anche questo. Poi è stata la volta della sorella Michela, 44 anni, 2 figli, ex azzurra della specialità, in forza all'Atletica Ponzano che sui 7 km della gara femminile con un tempo di 27,46 si è nettamente lasciata alle spalle Marina Giotto e Diletta Moressa. È arrivata con il sorriso, forse pensando che con il fratello fanno 83 anni in due. Abbiamo fatto degli anni, i più giovani, che abbiamo fatto allenamenti assieme, abbiamo pochi anni di differenza, quindi bene. Ultimamente no, perché io poi ho avuto 2 bambini, poi ho smesso, ho ripreso un po' di volte e adesso io mi alleno con la compagna di mio fratello la mattina, io e lei. Mio fratello si allena con altri ragazzi e solo in questo periodo, negli ultimi 15-20 giorni di vacanze, praticamente abbiamo condiviso la pista, altrimenti io non tocco neanche più piede in pista proprio. Però qualche volta, qualche fondo lo iniziamo insieme, io e mio fratello. Poi ovviamente ognuno fa il suo perché è troppo superiore ovviamente a me. In campo maschile spicca il successo di Andrea Botteon tra gli juniores, convertitosi all'atletica dopo tanti anni di pallacanestro. Una scelta azzeccata, si direbbe, considerati i risultati lusinghieri. Percorso non banale, era tutto in piano, però comunque il fango diciamo che l'ha reso più difficile. C'erano dei tratti che erano belli tosti, però è divertente, un bel percorso e i cross è giusto che siano così. Corro da un anno circa, ho iniziato atletica inverno dell'anno scorso e sì, ho iniziato da poco, sì. Però per ora è andata sempre bene. Quest'anno spero di posizionarmi bene ai campionati italiani nei 3.000 o nei 5.000, in quello che farò, diciamo. Tra gli allievi ecco Kevin Lodi del gruppo atletico Bassano, per lui grandi obiettivi per la stagione su pista. Il terreno sicuramente un sacco di fango. È stata molto bella la partenza, il circuito molto difficile. Obiettivi per quest'anno, i tuoi quali sono? Sicuramente il mio obiettivo sarebbe quello di andare agli europei, negli 800, la campestre non è una mia specialità, quindi gli obiettivi sono in pista, ecco. E niente, speriamo di proseguire così con queste posizioni e di fare buoni risultati. Al femminile sono salite sul gradino più alto del podio Agnese Carcano dell'Atletica Verona Pindemonte tra le juniores ed Elisa Clementi di Atletica Vicentina tra le allieve. È dura, come tutte le campestri, poi c'era tanto fango, però bella, mi sono divertita devo dire. No, dall'inizio è stato tranquillo, siamo partite abbastanza tranquille per fortuna e dopo quando era l'ultimo giro ero davanti da sola, allora ho cercato di aumentare. Devo dire che gli allievi hanno dato un grande aiuto perché sennò da sola non ce l'avrei fatta. È stata una bella gara, il percorso mi è sempre piaciuto, soprattutto la parte nel bosco. È proprio bello, è il primo anno anche che faccio 4 km perché l'anno scorso sono stata ferma per un infortunio, quindi non ho fatto nessuna campestre e sì, mi sono divertita molto.
A livello giovanile, successi di Fabio Kleis dell'Atletica Mogliano tra i cadetti e Arianna Dei Negri della Silca Ultralight Vittorio Veneto tra le cadette. È andata molto bene, non mi aspettavo di vincere anche perché ero con la categoria delle più grandi. È stata una gara molto bella, anche il percorso, e soprattutto anche le mie avversarie sono state molto brave, siamo state sempre quasi vicine a quel gruppetto all'inizio. Nel corso degli allenamenti precedenti abbiamo lavorato con il mio allenatore a ottenere sicuramente buoni risultati e i risultati sono arrivati, sono veramente molto contento e spero di mantenere i risultati nel corso della stagione e puntare anche ai campionati italiani. Fra i più piccoli risaltano i nomi di Mario Burigo del gruppo sportivo La Piave 2000 tra i ragazzi e Kalijatou Bance del CSI Atletica Provincia di Vicenza tra le ragazze. Il CSI Atletica Provincia di Vicenza si è aggiudicato il 7° Memorial Efrem De Poli riservato alla società vincitrice della classifica combinata giovanile. Mirko Signorotto è stato il più veloce nella prova Master Under 50, imitato da Giorgio Mazzer tra i Master Over 50, mentre nella prova Master femminile ha tagliato per prima il traguardo Elisa Gullo. Applausi per l'organizzazione dell'Atletica Galliera Veneta più che mai impegnata anche nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid. Oggi, grazie all'Atletica Galliera Veneta, abbiamo avuto una buona partecipazione, abbiamo avuto 900 atleti gara, però sempre nel rispetto del protocollo e di tutto. Oggi è una giornata dove abbiamo anche assegnato i primi titoli regionali, quelli del campionato regionale Master, quindi abbiamo premiato tutte le categorie dai 35 fino agli 85 anni. Sono state 2 gare molto belle, adesso sono in corso le gare giovanili e le gare del CDS assoluto. Adesso la stagione inizierà insomma con il Pala Indoor, con le varie manifestazioni di ragazzi e cadetti. Speriamo che il Covid ci permetta appunto di andare avanti e non ci metta dei paletti, perché insomma dispiacerebbe che ci abbia messo anima e cuore e già tutto organizzato. Ringrazio anche la nostra società dell'Atletica di Galliera, soprattutto il presidente Renato Sgarbossa e tutti i suoi collaboratori, perché anche con questa difficoltà della pandemia siamo riusciti a essere tutto messo proprio in sicurezza. Ringrazio proprio a tutti e ringrazio anche chi ha partecipato, perché in questo momento, come dicevo prima, essere qui presenti vuol dire anche un ritorno alla normalità. Il bilancio più che ottimo, è andata benissimo, malgrado le paure, i pensieri della settimana, che le cose tutte sembrava doversi fermarsi tutto, siamo arrivati alla fine e ci siamo arrivati anche bene. Tra l'altro mi sembra che sia filato tutto liscio quest'oggi.